Un giro di vite contro la concorrenza sleale cinese e un appello: comprate italiano. Lo ha fatto l'assessore regionale Elena Donazzan in visita appunto a Padova. Non solo solidarietà e conforto agli operatori in un momento particolarmente duro dell'economia, ma anche l'impegno e la promessa di intervenire con ogni mezzo per tutelare il lavoro, quello leale e rispettoso delle regole. Questo è il senso della visita dell'assessore regionale Donazzan al cuore commerciale di Padova e dell'intero nord-est, il centro grossisti della ZIP. 50 aziende, in molti casi storiche nei diversi settori merceologici, come questa di decorazioni e arredo, avviata nel 29 dal padre come un piccolo commercio di bomboniere. Per non parlare del confinante MAP, il mercato agroalimentare, che è il primo in Italia per esportazioni. E noi dobbiamo fare in modo che questi posti di lavoro, questo buon collegamento tra produttori italiani e poi clienti sia preservato, sia difeso, ed è per questo che dobbiamo anche dare dei messaggi nei confronti dei consumatori. Meglio comprare una cosa italiana, difendere un posto di lavoro italiano, che non magari risparmiare qualche cosa e andare ad aiutare una concorrenza sleale che sta uccidendo anche i nostri posti di lavoro. Perché proprio in tempi di crisi e di oggettiva e accanita concorrenzialità dei prodotti cinesi, 2, 3, 10 volte meno cari del Made in Italy, bastano i blitz della Guardia di Finanza a bloccarne il mercato? Non è come svuotare il mare con la conchiglia? Certo, secondo l'assessore regionale al lavoro, che lancia dunque il suo appello al primo vero alleato di questa battaglia, il consumatore. Controlli vuol dire Guardia di Finanza, come è già intervenuta, ma vuol dire Ispettorato del Lavoro, vuol dire tutta la parte della sanità, della salute. A quante verifiche sono sottoposte le nostre aziende, soprattutto quelle italiane? Beh, forse varrebbe la pena mettere una bella lente di ingrandimento su quelli che oggi fanno concorrenza sleale anche nei pertugi delle nostre normative. E quindi tolleranza zero significa far rispettare le leggi a tutti, dall'altra dare un messaggio ai consumatori. Il potere d'acquisto, seppur diminuito, è ancora nelle mani del cittadino consumatore. La consapevolezza di acquistare una maglietta in meno, ma che sia italiana, significa difendere un posto di lavoro italiano. Fa ancora discutere la manifestazione